Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora raga, qua abbiamo FIFA 14 e PES 14. Ora volevo fare un piccolo confronto tra i due giochi, una roba abbastanza vaneggiaza, nel senso non è che voglio fare l'esperto o altre robe, assolutamente. Solo un mio parere, ho fatto i due video di PES e FIFA, dopo non ho più giocato, quindi un parere a caldo sui due giochi di calcio di quest'anno. Allora, intanto partiamo da FIFA. FIFA secondo me rispetto al 13 a livello di gameplay è migliorato perché l'effetto della palla sembra più pesante, cioè la palla sembra veramente obesa, cioè è molto pesante, il gioco è più ragionato, meno veloce e quindi mi sembra che ci sia stato un miglioramento. Anche nei filtranti, se è più difficile fare i filtranti, secondo me. Insomma, devi giocare più la palla senza fare il solito bug che sai che se lanci la palla in profondità all'80% è gol. Ecco, quindi questo è sul gameplay di FIFA la prima cosa che mi sento di dire. Su PES invece c'è da dire che rispetto al 13 c'è una differenza veramente incredibile. Perché sapete, ho giocato tantissimo a PES in questo periodo con Diventa un mito e proprio il 360 è più marcato, la fisica della palla è migliorata, le animazioni sono migliorate. Ho visto comunque un buon miglioramento rispetto a PES 13. I portieri sono migliorati anche se ogni tanto vaneggiano, però comunque è una demo, quindi aspettiamo la versione finale. Quindi mi sembra buono anche il gameplay di PES. È molto migliorato rispetto al 13. Come grafica, ecco, so qua, sapete, io sono maniaco della grafica, nel senso, allora FIFA per console è praticamente identico a quello per PC, sì, quello per PC è un po' più, come si dice, è un po' più pulito, si vede meno l'anti-aliasing, queste robe qua, però comunque sostanzialmente è praticamente identico. Invece secondo me PES console e PES PC è tutta un'altra cosa. Cioè graficamente, infatti secondo me tra FIFA e PES, non dico che è meglio FIFA, però siamo là come grafica. Invece la grafica di PES per PC con le patch anche è sicuramente migliore. Quindi io non me la sento di dare un giudizio a livello grafico perché sto motore Fox qua di PES non mi ha convinto tantissimo su console, mentre su PC secondo me sarà veramente veramente bello. Però comunque ecco una bella grafica, però loro avevano detto nei commenti che sarà una grafica mondiale, mostruosa, invece è una bellissima grafica, molto migliorata rispetto a PES 13, però cioè, si vede che non è ancora next generation, secondo me. Quindi comunque bisogna aspettare il PES di PlayStation 4 e 360 per vedere forse le vere potenzialità di questo motore grafico. Quindi sulla grafica, ecco, secondo me PES vince abbastanza nettamente su PC rispetto a FIFA, ma tra due console siamo abbastanza là. Ecco, magari le magliette e i visi sicuramente migliori su PES, però nell'insieme magari come si può dire, ecco, forse su FIFA la grafica è più reale, i giocatori sembrano più reali, mentre su PES sicuramente sono più distinti uno dall'altro, nel senso Pirlo è Pirlo, Balotelli è Balotelli, però hanno una grafica un po' più accentuata, colorata, non so come spiegarmi sinceramente ragazzi, Gave Capio, dai, sono Gave Capio, mi dispiace. Però è una roba tipo sensazione, cioè la grafica di FIFA è meno bella e i giocatori sono meno simili, però è più reale rispetto a PES che magari sono talmente fatti bene che sembrano quasi finti, ecco. E niente, poi come modalità, ecco, questa magari è la cosa più dove PES ha dei problemi, nel senso, se è vero che la modalità diventa un mito di PES, a mio parere è superiore a quella di FIFA, e la Master League adesso col fatto che hanno messo che puoi cambiare squadra sicuramente è migliorata tanto, però c'ho FIFA l'Ultimate Team per esempio che secondo me è una modalità meravigliosa, la più bella di FIFA, è proprio una droga quel gioco, cioè adesso poi che hanno messo anche le card legend, quindi puoi trovare i giocatori storici, cioè è proprio una modalità superlativa. E le licenze, cioè purtroppo PES, se non hai PES per PC e non hai le patch, è proprio ingiocabile, cioè ancora col Merseyside London, là con London FC, ah no, era Merseyside Red, Merseyside Blue, poi c'era
il London FC, insomma, queste squadre qua, e sinceramente nel 2013, per quanto purtroppo FIFA ha le esclusive della Bundesliga, la Premier, e invece la PES ha le esclusive della Champions League, comunque non è accettabile, ecco. Quindi per questo dico ragazzi, se volete comprare PES, compratelo per PC assolutamente, cioè così avete tutte le patch strepitose, che PES Edit fa delle patch mondiali, mette a posto tutti i volti, come avete visto anche sul mio PES 2013. E per console FIFA, quindi il mio consiglio è comprate FIFA per console, che può essere 360 o Play 3, e PC e PES per PC, perché se uno è appassionato di calcio secondo me si deve comprare tutti e due, perché comunque tutti e due i giochi offrono cose belle e diverse soprattutto, perché comunque la Master League diventa un mito, sono delle cose particolari, storiche, e soprattutto diventa un mito merita di essere giocata su PES, sì, su PES. Mentre FIFA, l'Ultimate Team, comunque ha tutti i campionati, tantissimi campionati licenziati, la modalità comunque carriera che è bellissima lo stesso, la modalità quella diventa un mito, a me non piace tanto, però non so, magari l'hanno migliorata in questo FIFA. Sono due giochi da comprare per chi è veramente appassionato di calcio, secondo me. E niente, qua. Che cazzo devo dire adesso, ragazzi? Cioè, no, ecco. Siamo a 6 minuti di video, mancano ancora 2 minuti e il comandone ha finito le parole. Comunque sono rimasto soddisfatto da tutti e due i giochi, sono comunque migliorati. Alla fine non dobbiamo pretendere troppo, nel senso, è vero, non ci regalano i giochi, però Fioi dobbiamo divertirci, cioè non essere troppo incazzosi a queste così, queste colà, le guerre tra PES, FIFA 360, PlayStation 3, non servono a niente, cioè con tutti i problemi che abbiamo, il lavoro, e donne, e non che si schei, un futuro così, cioè i giochi lo dobbiamo vedere come una valvola di sfogo per divertirci, ecco, cioè i problemi e le polemiche, piuttosto teniamocele per altre cose, ecco. Qua è bello giocare ai giochetti, ti passi un'ora o due ti rilassi, te la godi e poi per incazzarti e stressarti ci sono tante altre cose. E niente, qua siamo verso la fine. È la prima volta che faccio, diciamo, un video non in live dove spiego due giochi così. Mi sembra sia la prima volta, la seconda forse, adesso non mi ricordo. Ho anche fatto sta cosa con il quadratino, ragazzi. Adesso non sono capace di dividere lo schermo in due e fare i due giochi. Ho fatto così per il momento. Spero che comunque sia accettabile come cosa. Adesso prendiamo come riferimento il tempo delle cose, delle partite, perché sto registrando tramite VS, ma purtroppo non riesco ad andare avanti con il minutaggio, per cui ho come punto di riferimento i minuti della partita. Ecco, come difficoltà ho trovato più difficile FIFA su certe cose e PES su altre. Cioè, ecco, per esempio il tiro, questo però è un parere mio personale, io ho sempre amato i tiri di PES perché sono spettacolari. Ecco, magari sono meno reali di FIFA, però hai proprio soddisfazione a tirare su PES, cioè fai quel missile da 30 metri che può stamparsi all'incrocio dei pali, che secondo me è una figata incredibile, anche perché tanto il gioco che intendo io, il simulatore di calcio che ho io in mente, non ci sarà mai secondo me, perché non è né FIFA né PES, però è un sogno che chissà se mai, insomma, mi piacerebbe vedere anche gli infortuni, proprio che il sangue si rompe qualcosa, insomma tutte ste chicche, le condizioni meteo perfette, tutti i sogni che probabilmente ci saranno mai o se ne mai fra 150 anni, ecco. Buono ragazzi, questo video è finito. Io consiglio sia PES che FIFA, PES per PC e FIFA per console. Un saluto dal Comendone, calciatore veneziano. Ciao!